Auguri regionali in Villa Manin. Una conferenza stampa di fine anno tenuta dalla Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, accompagnata da tutta la Giunta, svolta nella mansarda sulla scuderia di Levante di Villa Manin, al termine della quale ho chiesto alla Presidente in merito alla difesa dell'autonomia regionale. Sì, io non ho parlato di difesa dell'autonomia, anzi siamo andati all'attacco. Noi siamo riusciti ad essere un modello in tante riforme e siamo riusciti anche addirittura a superare nei tempi le iniziative del governo. Mi riferisco in particolare al lavoro che abbiamo fatto di riassegnazione delle competenze tra la Regione e le province, la nascita dell'Agenzia per il Lavoro, la stabilizzazione dei precari dell'Agenzia per il Lavoro, la riassegnazione quindi a noi di competenze importanti che ci permettono di andare avanti su settori estremamente delicati. Questo lavoro è stato fatto a Roma, questo lavoro è stato fatto sul territorio attraverso le riforme. Tanto noi abbiamo portato a casa allora, qualche anno fa, un patto che ci ha permesso quest'anno di avere 100 milioni di euro in più in finanziaria, ci ha permesso di riordinare i conti, non a caso abbiamo abbattuto di oltre la metà il debito e ricordiamoci che siamo una regione che ha un rapporto debito-PIL del 2%, lo Stato italiano ce l'ha di oltre il 130%. Quindi io credo che abbiamo tutti i conti in ordine per poter chiedere al governo ovviamente il rispetto degli impegni già assunti con il precedente patto e se ci saranno le condizioni e noi cercheremo di crearle anche di renderlo migliorativo. Noi abbiamo appena passato alla Camera e al Senato una riforma costituzionale che salvaguarda la nostra autonomia, che non prevede assolutamente accorpamenti tra regioni ma che continua a lavorare sulle riforme che noi abbiamo già impostato. Mi pare che parli di fatti. Per il Ponte News, Marco Mascioli.